Una buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con questa nuova puntata dello Schigno realizzata in esterno come accade in tutte le nostre estati, e oggi abbiamo raggiunto Piazza del Ferro. Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'ospitalità, e Piazza del Ferro perché avevamo bisogno di un palcoscenico ampio, importante, e una vetrina su questo panorama inimitabile che guarda alla zona di Osoppo. Quelle che sta riprendendo il nostro Paolo Bassi sono alcune delle auto che fanno parte dell'associazione Stile Alfa Romeo. Sono con Rodolfo Frausin, che è alla mia sinistra, e chiedo ancora una volta: sei caldo? Poi non hai caldo? Sto bene così. Salve a tutti, buonasera, grazie per l'opportunità di averci invitato, ringrazio anch'io l'intera amministrazione comunale per averci messo a disposizione questa bellissima vetrina, questa bellissima piazza. Siamo contenti di essere qui e grazie appunto per questa splendida opportunità di far conoscere la nostra associazione. Che nasce? La nostra associazione nasce nel 2009, nasce dalla passione comune di un gruppo di 5 persone, nasce un po' per gioco, come tante volte le grandi cose nella vita, però poi abbiamo avuto un percorso soprattutto internazionale di non poco conto, con raduni in Olanda, in Repubblica Ceca, in Ungheria, tracciati di pista come Grobnik, Monza, il Nürburgring, Spa, Zandvoort in Olanda, ma ovviamente anche palcoscenici nazionali come il Mugello di recente abbiamo fatto. Quindi siamo un attimo a tutto tondo, eventi statici, eventi dinamici, track day e tutto quello che lega la passione Alfa Romeo con quello che è il nostro mondo. Ascolta, che cosa vuol dire essere alfisti? Oggi essere alfisti è dura. Oggi essere alfisti è dura perché un ragazzo giovane non è come negli anni 60 che accende la TV, accende la radio e vede sfrecciare i miti della Mille Miglia, i miti come le Giulia. Oggi è difficile essere alfista perché oggi Alfa Romeo purtroppo è assente nel motorsport, questo è un dato di fatto. C'è stata la parentesi di 2 anni in Formula 1, poi Marchionne è venuto a mancare, sono cambiati i piani. Oggi essere alfisti soprattutto è un apprezzare una tradizione, una filosofia meccanica, costruttiva, che non c'è più, che difficilmente sarà ripetibile. Oggi essere alfista significa essere colui che tramanda il testimone di quello che era, nella speranza che possa ritornare. Senti Rodolfo, qual è la tua macchina? La mia macchina personale da tutti i giorni è questa semplicissima 156 JTD Common Rail. Andiamo a vederla, anche perché oggi mostriamo auto recenti, ne vedo una, ma non voglio svelarvi tutto, e ne vediamo. La tua non è d'epoca ancora? No, la mia è una Young Timer, tecnicamente è una macchina di interesse storico, io ci sono molto affezionato per motivi personali, affettivi, ha il suo perché storico è l'introduzione come prima casa automobilistica al mondo di 2 elementi fondamentali. Allora, il Common Rail, quello che oggi il sistema diesel utilizzato comunemente, nell'allora 1997 era un'innovazione tecnica senza precedenti, sviluppata e brevettata da Fiat. Poi però la 156 è stata la prima macchina al mondo a sviluppare componenti alleggerite in magnesio di serie, quindi comunque unito ad un design che ha contribuito ad eleggerla auto dell'anno, la prima auto dell'anno tra l'altro di Alfa Romeo. È diventata un instant classic. Questa è la versione diesel che appunto io utilizzo ogni giorno. Poi ovviamente ci sono versioni dalle motorizzazioni più nobili come le GTA col 3002 oppure col 2005 entrambe V6, poi ci sono le classiche benzina 1600, 1800, 2000 Twin Spark. Senti, quanti chilometri ha? Questa qua ne ha appena compiuti 237.000. E non sentirli? Li sente perché è inutile negare che una macchina, un organo meccanico subisce, soprattutto se utilizzato quotidianamente, lo stress sulla strada. L'importante è mantenere l'efficienza sostituendo i componenti, facendo una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per avere sempre quel piacere di guida che è una vettura di questo tipo con un avantreno innovativo. Parliamo di sospensioni a quadrilateri alti all'anteriore, un'innovazione per gli anni 90, e questo garantisce un piacere superiore a qualsiasi berlina dello stesso segmento.
Allora, da Rodolfo Frausin torniamo, io intanto vado da il buon Piazza di nome Dario, Dario che arriva da direttamente da Caneva, di Tolmezzo. di Tolmezzo. Cosa ci fai sentire? In tema che ci sono le auto Alfa Romeo, facciamo Autobahn, l'autostrada. Grazie a Piazza. E allora io mi sposto da uno dei tanti, della quindicina di possessori di Alfa Romeo che ci hanno raggiunto qui in Piazza del Ferro, vado da questo signore che si chiama Fabio Radetti, e arriva da Trieste. Nella vita cosa fa? Nella vita faccio una professione splendida perché adesso faccio il pensionato e curo i miei nipoti, quindi favoloso assolutamente. Allora, questa è la sua macchina. Questa è la mia macchina, questa è una macchina che è stata comprata nuova perché diventasse storica, è un modello particolare dell'Alfa Romeo 916 del 1995 e già dopo 15 anni, proprio perché è un modello particolare, è diventata storica dopo un esame ovviamente fatto presso una struttura Alfa Romeo ed è registrata, se qui si vede, dal registro italiano Alfa Romeo, che viene quella placchetta lì, era una placchetta che si vede sulla mascherina davanti. È un colore un po' particolare, perché è un colore verde, non molto visto, ma che a me piaceva molto. Ecco, ascolti, ma di fatto quali sono i requisiti per arrivare a quella targhetta? Sì, i requisiti è sottoporsi ad un esame presso una struttura Alfa Romeo e la macchina sia come uscita dalla fabbrica. 15 anni dopo che sia come uscita, tutta originale assolutamente. Originale anche il portapacchi dietro a questo punto, che è un portapacchi Alfa Romeo e quindi deve essere particolarmente uguale. Ecco, la domanda che ho fatto a Rodolfo prima, Prego. che cosa significa essere alfisti? Posso dire una religione quasi a questo punto, che però è una religione antica, non una religione moderna, perché essere alfisti vuol dire abbracciare una filosofia di guidare in una determinata maniera, sempre prudenti ovviamente, ma con una certa velocità, con un certo piglio, avere una cultura della meccanica di queste macchine, che purtroppo oggi non viene più replicata, e avere anche una propensione di trovarsi tra alfisti per scambiarsi le proprie, alfisti di tutta Europa ovviamente, se non di tutto il mondo, per scambiarsi le proprie impressioni. A quanti chilometri è arrivato? Questa è una macchina qua seminuova perché 2 anni fa ho fatto 100.000 km, una macchina che ha 30 anni, che è ricoverata ovviamente quasi sempre nel mio box, addirittura coperta, difatti si vede la pittura che è una vernice intonsa, è una macchina che uso molto poco ma uso con tanta soddisfazione. Senta, il suo è quasi un atteggiamento maniacale, visto che la copre. È la quarta figlia.
a questo punto. Lei ha 3 figlie. Ho 2 figlie, una cagnetta e la macchina. Tutte femmine a questo punto, anche la vettura, la Alfa è una femmina ovviamente. Lei l'ha acquistata nuova? Io sono una persona un po' particolare, un po' pignola. Prima di acquistare questa, 1995, sono andato un po' in giro per vedere se c'erano delle macchine, tra virgolette, vecchie o antiche, eccetera, di un determinato livello. Tutte avevano qualche piccolo difettuccio, eccetera. Allora, siccome ho pensato che a quell'età avevo tempo, ho comprato un'Alfa Romeo nuova a questo punto perché diventasse storica e dopo 15 anni ho avuto la soddisfazione che è passata il primo esame, è diventata storica, adesso ha 30 anni, quindi è una macchina che secondo me anche acquista un valore non da poco. Queste macchine negli ultimi anni hanno quasi triplicato il loro valore. Il viaggio più lungo? Il viaggio più lungo l'ho fatto in Francia, un po' fino a Parigi, Castelli della Lora, Costa Azzurra, eccetera, ovviamente scoperto. Oggi invece sono coperto perché vengo giù dalla Carnia, dove ho ricevuto anche qualche gocciolina sul tetto. Senta, questa è stata la sua prima Alfa o ne ha avute altre? Questa è stata la mia prima Alfa e l'unica Alfa. Io ho avuto altre macchine di altri marchi di un certo tipo, ho avuto 9 marchi di Volkswagen, un paio di BMW, qualche Lancia e un'unica Mercedes che è la Smart, che adesso è diventata storica anche quella comprata nuova perché diventasse storica, una Smart del 2003. Ecco, ricordiamo che qui il bollo si paga o no? Il bollo dopo 20 anni si paga la metà, sempre che sia ovviamente una macchina storica, una macchina riconosciuta storica ovviamente, dopo 30 anni invece viene annullato allo stato attuale, almeno in questa regione. In altre regioni c'è una normativa diversa. Noi adesso ci fermiamo, ringraziamo il signor Fabio Radetti. Buon rientro a Trieste e noi a questo punto andiamo in pubblicità. Cosa? Una cosa? Che a Trieste c'è una grande manifestazione motoristica che è la Trieste Opicina, che ormai ha 105 anni a questo punto, che viene replicata certamente non una gara di velocità attualmente, ma una passeggiata tra la città e l'altopiano. Grazie di averlo ricordato, andiamo in pubblicità. Seconda parte dello Scrigno, ve lo ricordo, stiamo realizzando questa trasmissione all'aperto, credo sulla piazza più bella di Gemona, e con piazza Estelutis Alpinis inauguriamo questa frazione. Grazie Piazza, approfitto dell'occasione per chiederti da quant'è che suoni questo strumento? Ma ho iniziato che avevo quasi 10 anni e tanta passione, poi a tempo perso da autodidatta sono qua. Diciamo che oggi mi è arrivata la chiamata dal mio amico Luigino Squalizza, tutto preoccupato se potevo essere qua, come si fa a dire di no?
Grazie Piazza. Senti, quanti anni ha questa fisarmonica? Questa fisarmonica l'ho presa di seconda mano a circa 20 anni. Ecco. Ho anche la Supermaga, la 120 bassi, dalla Stradella, e anche quella siamo lì all'incirca 20 anni. E sono dei gioiellini. Senti, è la tua prima fisarmonica? La mia prima fisarmonica è stata che l'aveva acquistata mio papà quando era molto giovane lui, e poi è stata un po' buttata di qua in soffitta, maltrattata, e poi diciamo che l'ho messa a posto io per un gusto mio, diciamo personale, perché da quella fisarmonica lì è partito tutto, e il ricordo è diciamo bello. Ogni volta che la apro, che la vedo, è bello. Grazie mille, grazie mille. Allora io vado da questo padre e figlio che ci presentano un altro bel pezzo che brilla in Piazza del Ferro. Voi arrivate da? Udine, Udine. Le vostre origini? Pugliese, Brindisi. Pugliese di Brindisi. E senta, questa macchina da quant'è che ce l'ha? Questa macchina è di famiglia, è del 1988, immatricolata a luglio, appunto infatti anche la targa dice tutto, è la targa originale, e l'ha comprata nuova mio papà. Mio papà poi ovviamente, essendo un meccanico e appassionato di auto d'epoca, l'ha lasciata temporaneamente a me, perché poi darò a mio figlio ovviamente per tradizione. Senta, di fatto è tutta originale, Sì, ha 28.100 km originali, nuova. praticamente ha finito il rodaggio, sì, da poco. Sì, sempre manutentata, perché ovviamente con le macchine d'epoca c'è un discorso particolare di manutenzione da fare. Provi a raccontarmela, avviciniamoci. Ma se vuole, che cosa le posso dire? Cioè, ha qualche piccola pecca ovviamente negli anni, e io ho lasciato con mio papà il più possibile l'originalità. Quindi a livello meccanico è stata rivista tutta, è stato fatto ovviamente tutto l'impianto frenante, perché è usata diciamo regolarmente in estate ma con poco chilometraggio, quindi se vuole le faccio vedere anche il motore. Provi, ce l'accende così sentiamo anche questo rumore. E questo invece è suo figlio, che si chiama, intanto che il papà si organizza? Alessio. E niente, questa, come ha detto mio papà, è un'auto tramandata da mio nonno e diciamo verrà ereditata successivamente da me, e quindi adesso vi faremo sentire in moto il motore non appena l'accenderà mio padre. Squillante. Direi di sì. Senti, il papà dove tiene questo veicolo? E diciamo abbiamo un garage con altre auto d'epoca, diciamo sempre anche di famiglia, e diciamo questo è uno dei pezzi più belli che abbiamo, e abbiamo tutta una storia dietro, ogni auto diciamo ha la sua storia. Questa qua appunto, essendo di mio nonno, diciamo che ha tanto da raccontare. Ad esempio c'è un aneddoto che vi lega, visto che suo figlio diceva ha tanto da raccontare. Sì, perché mio papà è possessore attualmente di un bel po' di auto. Questa appunto è stata una delle poche attuali che ha comprato lui, quindi l'ha presa nuova, come ripeto, nel 1988, quindi è particolarmente affezionato, anzi direi quasi morbosamente. Gli altri pezzi di famiglia quali sono? Abbiamo un Topolino A del 36. Io ho fatto a lui adesso un restauro di una Punto Cabrio del 1996, Bertone, Fiat. Poi abbiamo una Lancia Fulvia Coupé, sì, anche delle moto, Vespe, abbiamo un bel po', mio papà ha un bel po' di roba. Ha fatto il meccanico 55 anni, quindi ha avuto l'opportunità sia di smontarle, di aggiustarle, e anche la fortuna, diciamo così, di comprarla nuova, di conservarla come in questo caso. È una ragione di vita. Sì, è una ragione di vita, sì, uno stile. Infatti io ho conosciuto da poco stile il club, diciamo, Alfa Romeo di Udine, e mi sono unito a loro da poco con lo scorso raduno che è stato fatto ad agosto, appunto perché ho visto che è un bell'ambiente e mi sono trovato bene. Grazie mille. Grazie a voi. Allora noi adesso ci spostiamo e andiamo a un veicolo che non è sicuramente d'epoca, una bella bomba. È sua? Sì. Salve, salve.
Questa è un Alfa Romeo 4C, un'auto che l'Alfa Romeo ha prodotto in numero abbastanza limitato, non è una serie limitatissima. È molto particolare perché a differenza di tutte le altre auto qua presenti ha un telaio completamente in carbonio, quindi la cellula praticamente è tutta in carbonio, poi l'avantreno e il retrotreno e quindi il propulsore è attaccato a questa cellula in carbonio. Ma Alfa Romeo d'epoca non ne ha? Non ancora. Ne abbiamo un'altra in famiglia, ma è recente, quella è una Stelvio, però d'epoca non ancora. Ma senta, dovesse andare a cercarsi un'auto d'epoca dell'Alfa, quale prenderebbe? Ma diciamo che le versioni Spider mi attraggono molto e quindi potrebbero essere i modelli appetibili quelli, diciamo, su cui puntare la ricerca. Da dove arriva? Porpetto. Posso, è sua figlia? Sì. Si chiama? Agnese. Agnese, ti piace la macchina del papà? Sì. Andate in giro spesso assieme? Sì. Ma senti, ma ci sono 2 posti o 4 posti su questa macchina? 2. Quindi tu e il papà o tu e il papà? Sì. O anche? La mamma. Che si chiama? Sara. Vuoi salutare la mamma? Quanti anni hai? 6. Quindi, e papà dove tiene questa macchina? Nel garage? Sì. E tu la guardi che nessuno la tocchi? Il sorriso di una bambina. Questa rimane a sua figlia. Ma in teoria sì, dai, non c'è motivo di venderla. E questa è l'unica macchina che ha in garage? Questa la usa abitualmente? No, questa c'è un garage dedicato per lei e lei rimane lì ben protetta, diciamo. Non è un'auto da utilizzare abitualmente. L'accendiamo, la mettiamo in moto una volta più o meno al mese, non di più. Quanti cavalli ha? Ma di cavalli non ne ha tantissimi, ne ha 245, ma il fatto è che pesa pochissimo, 900 kg, e quindi il rapporto peso-potenza è molto vantaggioso e quindi ha prestazioni da supercar. Un missile. Sì. Grazie mille Prego. e buona serata. Piazza, andiamo con... L'allegria? Visto che ci siamo, Piazza, facciamone ancora una, dai. Ci riberei bene.
Grazie Piazza, dovremmo essere in esattamente il nostro Paolo Bassi, che penso oggi gongoli perché sappiamo quanto ama le Alfa Romeo. Pubblicità. Terza parte, siamo con Giuseppe Nigris, vi stiamo raccontando un po' il mondo Alfa Romeo attraverso il nostro scrigno. Allora, intanto, che auto è, Giuseppe? Questo è un Alfa Romeo del 1973, è una Spider Junior, ormai chiamata da tutti Duetto, comprata a Prato. Vista, piaciuta, comprata, mi sono fatto l'autostrada e quando sono arrivato a Udine l'ho fatta vedere dal mio meccanico e questo mi ha detto che invece di 4 bulloni aveva solamente uno che teneva il motore. Meno male che il motore girava bene e non ha avuto problemi. Che anno era? Circa 6 anni fa, 7 anni fa. Costano sempre, sono ben valutate? Sì, hanno senz'altro aumentato di valore. Adesso mi sembra che stia un po', il mercato si sia fatto prendere un po' la mano, perché nelle varie mostre mercato delle vetture, come adesso Bologna, la prossima volta sarà Milano, Torino, i prezzi stanno salendo vertiginosamente. Probabilmente ci sarà anche una bolla e prima o poi scoppierà, però adesso i prezzi sono molto alti. Senta, lei ha un aneddoto che ci porta suo padre, che si chiama o si chiamava? Allora, mio padre si chiamava Isidoro e a Udine lo chiamavano Doro, chiaramente era diminutivo. Lui aveva officina meccanica dal 1940-41 e nel 1947 si è messo di buzzobuono e ha costruito in officina, nella sua officina che era in via Marinoni a Udine, si è costruita una vettura per fare la 1000 miglia. Lui è regolarmente iscritto nell'albo d'oro della 1000 miglia, anche se poi poco oltre Padova si è dovuto ritirare perché il concorrente che lo precedeva gli ha scaraventato un po' di sassi nel radiatore e ha finito l'avventura. Senta, che rapporto ha con questa macchina? Beh, la mia piccolina, non è tanto piccolina, io ce n'ho altre, un'altra molto più piccola di questa e io dico sempre, ho fatto un po' un corno al circolo, al club Alfa Romeo, perché è una BMW Isetta del 1960 che ho appena finito di ristrutturare, di restaurare. Però questa è viaggiare con il vento tra i capelli, col motore, con il suono del motore dell'Alfa, è un qualcosa di indescrivibile. E vediamo intanto i nostri amici che abbiamo intervistato prima, padre e figlio, l'auto appunto che abbiamo raccontato qualche minuto fa, se ne sta andando e ci saluta, ma quindi il restauro è tutto merito suo? Beh, chiaramente ho dovuto sia per questa sia per l'Isetta, che poi ho anche un GTV eccetera, preferisco appoggiarmi a dei professionisti, fare le cose in casa sì va bene, risparmi, però bisogna essere particolarmente attenti e avere il mestiere in mano. Nella vita cosa ha fatto lei? Io nella mia vita facevo il liquidatore di una compagnia di assicurazioni. Sono entrato da ragazzino e sono uscito funzionario. Adesso sono in pensione tranquillamente e mi godo le mie macchine. Infatti volevo dire, è arrivato il momento giusto adesso proprio per godersele tutto il giorno. Beh, tutto il giorno no, ma diciamo che è bello andarci in giro. È un pezzo di storia che va rivalutato e penso che adesso effettivamente cerchino di rivalutarlo. Ecco, senta, ha una macchina a tiro che vorrebbe portarsi a casa? Sì, un GT Alfa Romeo, un Junior 1300. Non vado a cercare lo scalino perché costa l'ire di Dio. Cos'è lo scalino? È diciamo la prima serie del GT bretone. Lo chiamano scalino perché ha questa leggera alzata sul cofano anteriore, doveva essere una presa d'aria, poi diventava tutto molto difficile nel poterlo industrializzare e gliel'hanno lasciata, quello lo chiamano scalino. Quanto costa?
Ma lo scalino adesso viaggia dai, diciamo, il meno dai 38 ai 50. Grazie mille, Prego, grazie a voi. anche per gli aneddoti che ci hanno portato insomma, al suo papà appunto è protagonista della 1000 miglia, e dal buon Piazza andiamo a chiedere ancora un brano. Cosa facciamo? Facciamo Impresa diretta. Facciamo la polka di Pacai, dai, è bella da sentire. Grazie Piazza, grazie. E a questo punto andiamo a quest'altro bolide rosso, un Alfa 75 Evolution. Tu non sei il proprietario, chi è il proprietario? Allora io parlo a nome, faccio le veci del proprietario che si scusa, non può presentarla perché ha un colpo d'aria a causa climatizzatore. Questa è una 75 Evoluzione, parliamo in pratica di una serie limitata di 500 esemplari, serie limitata e numerata, realizzata appositamente dall'Alfa Corse negli anni che furono per poter partecipare ai campionati ovviamente di velocità. E non è assolutamente da confondersi con una 1008 Turbo, perché tanti, scusate il termine, passatelo, ignoranti dicono boh, ma una 1008 Turbo con un kit estetico. Non è assolutamente così, ha tutta una sua componentistica prioritaria, fra cui il gruppo di aspirazione, la cilindrata ridotta e un kit aerodinamico sviluppato da Alfa Corse. I cerchi sono molto particolari, la vettura oggigiorno è veramente ricercatissima, ha raggiunto veramente delle quotazioni importanti e ringraziamo appunto il nostro socio, il signor Pietro Zambon, che l'ha portata qui oggi perché rappresenta un gioiello proprio. Quanto può valere? Ma sai, c'è la quotazione di mercato, c'è la quotazione di ruote classiche in base alle certificazioni. Qua tu mi sfondi una porta. Diciamo che una vettura del genere ad oggi, se in eccellente stato di conservazione dimostrabile con le relative certificazioni, può sfiorare anche i 70-75 mila euro. Utilizzo il se e utilizzo il condizionale perché poi è tutto da vedere lo stato effettivo della meccanica, i chilometri, ci sono migliaia di variabili che vanno a influire e stiamo attenti, questo è un consiglio generico, c'è anche tanta speculazione in giro, quindi occhio quando si vanno su certe macchine nella fase di acquisto. Senti, si può sentire? Assolutamente sì, il proprietario ci ha dato le chiavi, il nostro vicepresidente è David, prego, mettila in moto. Quindi in regione quante ce ne saranno di queste? Un censimento regionale, sono sincero, non te lo so dire, so che ce ne sono sempre meno. Ce ne sono sempre meno, vuoi perché all'epoca non è stata una vettura compresa, non è stata una vettura salvaguardata. Lascio un attimo. Questa farà 10 con un litro? Anche? Spero.
Spero. Questa qua è una macchina figlia del tempo in cui si lavavano i cofani con la benzina. Questa è una macchina dove l'unico piacere era guidare, non c'erano problemi, eravamo in pieni anni 80, inizio anni 90, quindi non c'erano quelle congiunture odierne. L'importante era divertirsi, premere l'acceleratore e si viveva spensieratamente. Anche al distributore non c'era questo pensiero. Ovviamente per l'ambito sportivo sono presenti degli step evolutivi ufficiali Alfa Romeo, i cosiddetti kit Evo. Sono vetture che riescono tranquillamente a raggiungere anche i 320-330 cavalli. Parliamo comunque all'epoca, parliamo fine anni 80, inizio 90, di una cavalleria ragguardevole su questo tipo di veicoli. E col telaio, che ricordiamoci, il telaio è su base alfetta, quindi un progetto del 1972, quindi con i suoi anni alle spalle, con tutti i suoi limiti del caso, ma era una vettura che dava filo da torcere in pista anche alle Sierra Cosworth, per rendere l'idea. Allora, io vorrei andare, la tua l'abbiamo già mostrata, dobbiamo andare a quel veicolo. Sì. Continuo anch'io la rassegna perché il proprietario, anche lui è un timido, non vuol parlare. Vero Adelfio? Adelfio, vieni Adelfio, dai che lo convinco, dai Adelfio. Dai, allora sì. Intanto dove arrivi Adelfio? La Tisana, sono un Furlan-Teron. Furlan-Teron, questa è tua? Signor sì. Prova a raccontarmela. Ai suoi anni, è un 96, un 2000, è una prima serie, praticamente è in rodaggio perché le ho fatto il motore nuovo di pacca e niente, la tengo come mamma l'ha fatta perché ho le mie, come si dice, fissazioni. Le mie fissazioni. Per esempio una cosa che, come la proteggi, dove la tieni? In garage, coperta. Se il tuo migliore amico ti dice fasimile provare? No, non esiste. Non esiste perché io ho 2 figlie ed è salita una sola, una volta sola, basta. No, non la uso solamente io, le altre ma ne ho ancora, quella auto che uso normalmente, quella anche se come valore ha un valore più alto, però quella non me ne frega. E qua sono quelle cose come quando è nata, il classico amore a prima vista, l'ho vista e mi è rimasta qua. All'epoca costava parecchi soldi e quando sono riuscito a trovarla l'ho presa. Quanti chilometri aveva quando l'hai presa? Aveva poco più di 100.000, adesso ne ha 230. Però il motore appena rifatto. Però il motore sono ancora in rodaggio, in pratica. Senti, sei più geloso di questa macchina o della tua dolce metà? Un'altra domanda la puoi fare gentilmente? Mi fermo qui, perché si è capito con quale sofferenza, sappiamo qual è la risposta della signora alla quale manifestiamo tutto il nostro personalissimo affetto, ma la tua dolcissima metà è da queste parti? No. No. È un'amica bisiacca. Quindi fermiamoci qui. Fermiamoci qui. Vinza del Masse. Perfetto, i sin riserva pubblicità. Quarta frazione dello Scrigno, dove vi stiamo parlando di Alfa Romeo prevalentemente storiche. Lei è la figlia di questo signore? Sì, Elisabetta. Lei è il meccanico? No, ero la sua assistente quando la macchina è stata restaurata in tempo Covid. Durante il Covid è stata presa questa macchina che proprio era, diciamo, era in condizioni un po' pietose, è stata rifatta tutta pitturata, è stata fatta il motore, infatti se vuoi aprirlo, farlo vedere com'è il colore tutto. È stata fatta esternamente, internamente, e proprio quando eravamo in lockdown completo lui si divertiva, infatti ho tanti video, tante belle foto di motore fatto, un po' ridipinto, carrozzeria, si divertiva un po' a correre su e giù per la via senza le portiere, quando lo provava, era una passione che è sempre stato un alfista, ha avuto Giulia anche da giovane.
Io mi ricordo che da quando ero piccola aveva avuto l'Alfetta 2000, l'Alfa 75, ho avuto varie Alfa, adesso attualmente c'è un 166 a casa anche, e dopo il suo sogno era questo di riprendere questa Giulia, rimessa completamente a nuovo, anche gli interni sono stati rifatti e tutto, e ogni tanto si usa, no? Una passione. Alfista di natura. Italo, alfista di natura. Io sono? Alfista di natura. Sì. Sono nato sulle Alfa. Io ho cominciato a lavorare sulle Alfa e l'ho portata sempre avanti. Di che anno è questa? 72. Ecco, ma quante Alfa hai avuto? 8-9 Alfa. Sempre di queste però. L'ultima era un'Alfetta, però prima avevo GT e 2000. Senti, ma con le Alfa si cuccava? Con le Alfa? Si cuccava con le femminucce? Abbastanza. Sta ghignando tuo padre? Sì, siamo vicino a Lignano, no? Andavamo a quagliare da quelle parti. Siamo vicino a Lignano, Muzzana. Ma senti, l'Alfa che ti ha portato più fortuna? Erano 75 1008 evoluzione. Come quella là dietro. Sono bombe quelle. Ti manca? Sì, ostia. È il GT 2000, Junior, il veloce. Quegli anni, si parla fino agli anni 90, dopo è cambiato tutto. O l'elettronica ha cambiato tutto. Senti, e questa l'hai presa in pieno Covid? Tempo di Covid, sì. E lei era a casa e io questa l'ho provata durante il Covid, senza porte, senza niente. Me l'ha detto tua figlia. Si carteggiava, gli davo una mano a carteggiare, a fare, a grattare, si faceva, si montava, si smontava, dopo ha perso un po' di tempo un po' con il motore, però dopo insomma Abbiamo passato il Covid. Diciamo che è stata presa che era ferma da più di 20 anni, il proprietario era morto, i figli non volevano venderla finché dopo l'hanno venduta, però era tenuta leggermente male e quindi c'è stato un bel lavoro, c'è stato tanto da fare sopra. Senti, se non sono indiscreto puoi anche non rispondermi, quanto l'hai pagata anche se non era in buone condizioni? Questa qua io l'ho pagata 3.000 euro, più il passaggio di proprietà. Sì. E adesso quanto vale? Ma non ho idea, penso non valgono tanto. Le super così, la super prima di questa vale molto, la 1006, queste qua le 1003 non valgono tanto. Ma chi è quella signora là? Sì. Chi è? La creatura. Da? La creatura. Sì. Non far finta di non sentire. Vieni creatura. Ma quant'è che è stata assieme? Vieni qua. Da quant'è che è stata assieme? 43 anni. Ma quante Alfa hai visto? Parecchie. Però tu avresti preferito qualche Alfa in meno e qualche vacanza in più? Sì, perché lui per le vacanze è zero. Allora, non vi conosco, ma l'ho tirata a caso. È vero. Lui solo macchine e basta. Diciamo che questo è stato un investimento perché su questa macchina, nonostante lui sia meccanico, quindi la macchina è stata fatta tutta da sé, a parte la carrozzeria e gli interni, sono stati spesi tanti soldi. Adesso non mi ricordo quanto. Tanti. Comunque l'ha intestata a me, lui l'ha lavorata, però il capitale è mio. Come si chiama lei, signora? Lionella. La Lionella. Ma lei la guida questa macchina? No, ho un capitale in mano per un domani, non si sa mai. Quando lui va via, trova un'altra, non si sa mai dire mai nella vita, no? si tiene la Giulia intanto. A dire il vero non me l'ha fatta guidare mai neanche a me, nonostante abbia 43 anni e un po' di anni di esperienza di patente, ma mi dice sempre la macchina è tua, ma guai a salirci. Devi aspettare ancora un po'. Senza di lui. Piazza, siamo pronti con? Gnò d'amor del Trentula.
Grazie a Piazza, ricordo è uno dei componenti dell'Associazione Regionale Amici della Fisarmonica. A questo punto io mi sposto da questa parte e vado da quest'altra Alfa. Lui sta chiudendo e penso sia lui il proprietario. Si chiama? Roberto. Cognome? De Simon. Osoppo? Casualmente di Osoppo. Casualmente, un cognome che è rarissimo. Esatto. Raccontami un po'. Ma niente, famiglia, siamo sempre stati alfisti, il babbo che ci ha un po' trasmesso questa passione. Io in realtà me ne ero anche dimenticato perché sostanzialmente mi piacciono più le moto, però ho trovato questa macchina di un colore particolarissimo, molto raro, per quello l'ho presa probabilmente, che non ha niente di che, insomma 156 ce n'è molte in giro che tuttora la gente usa per normali spostamenti. Questo colore qua effettivamente è molto raro, si chiama azzurro Achille e niente, me la son presa perché probabilmente era destinata allo sfasciacarrozze o chissà che triste destino e me la sono tenuta e adesso ci giro orgogliosamente perché tutti la guardano effettivamente. Qual è il tuo rapporto? In che senso? Con questa macchina? Ma allora diciamo che è un bel guidare, ecco, nonostante la tradizione Alfa vuole trazione posteriore, questa è una trazione anteriore, però è un gran bel guidare, quindi quando la prendi su c'è ancora un certo rumore Alfa, nonostante sia un Euro 1, e una caratteristica di guida molto divertente. Quante volte la lucidi al mese? Ma non molto, ma intanto la uso una volta al mese o una volta ogni 2 mesi, cerco di risparmiarla un po' perché comunque ha già su un 150.000 chilometri e non sono proprio fanatico, magari curo più la meccanica che la carrozzeria. Infatti una lucidatina adesso non gli farebbe male. Nella vita cosa hai fatto o stai facendo? Ahimè sono un imprenditore artigiano, devo dire ahimè perché è impegnativo. Magari qualche uscita in più ti rilasserebbe, no? Sì, magari avere tempo perché ci sono molte cose, molte manifestazioni da fare e sarebbe anche bello partecipare. E l'altra macchina che hai? È sempre un Alfa o no? In realtà avevo un'altra auto, una 159 che ho venduto perché non utilizzo tanto il furgone per questione di lavoro e poi perché a me piace andare con la bicicletta, quindi carico facilmente le biciclette e poi ho avuto anche dei trascorsi in pista con la moto per cui caricavo la moto e il 159 era lì a prendere polvere, quindi l'ho devoluto a un appassionato. Grazie mille De Simon. Grazie. Noi adesso andiamo in pubblicità e chiudiamo qui la quarta parte dello Scrigno, tra poco. Quinta parte dello Scrigno, a tutto Alfa Romeo, ma noi cominciamo con la musica e con il buon Piazza. Grazie anche a Piazza perché è sempre disponibile nei nostri confronti. Andiamo da un altro De Simon, abbiamo visto il De Simon che ci ha parlato di quell'Alfa vicino a noi con quel colore celeste piuttosto ricercato e invece l'altro fratello ha una Giulia del 1976
È l'ultimo modello che è stato prodotto perché nasce 15 anni prima come tipo di automobile, e questa qui è una macchina che ho trovato a Chiusaforte da un meccanico che l'aveva in vendita da un signore che aveva un negozio di alimentari che penso esista ancora. E da quella volta lì, una trentina di anni fa, l'ho acquistata. Era già una macchina, diciamo, abbastanza a posto. Col tempo poi gli ho fatto dei piccoli lavori, l'ho fatta riverniciare, e però anche gli interni sono completamente originali. È tutta originale, è una macchina ormai storica, iscritta all'ASI, come penso molte di queste automobili, e dà ancora tante grandi soddisfazioni. Senti, e questi cerchioni? No, i cerchioni sono i suoi, erano così, se vedi l'altra è uguale, proprio era il cerchione classico della Giulia, cambiava leggermente il copricerchione che a seconda degli anni cambiava forma. Questo è l'ultimo, che è stato fatto molto semplice, in acciaio stampato, tutto qua. De Simon, so quanto grande è la tua passione per la fotografia. Quante volte l'hai fotografata? No, non tantissime. No, mi piace la fotografia, ma non è che divento matto. Anche la macchina, come diceva mio fratello, papà ha sempre avuto Alfa Romeo, e quando io ero ragazzino, abitavamo a Bolzano, venivamo qui dai nonni, lui aveva una Giulia e per me è rimasta la macchina. Cioè quella per me era la macchina. Poi col tempo sono riuscito a trovarne una in buono stato, già allora, e quindi l'ho acquistata e penso che la terrò la darò a mio figlio, ecco, tutto qua. Senti, l'approccio è un po' maniacale? No, non esagerato, no, mai, no, anzi è più un gusto che altro. Io poi mi sono iscritto a questo club, non mi ero mai iscritto a altri club, a parte il club friulano di auto d'epoca, perché anche lì hai delle agevolazioni fiscali, no? Però con loro mi diverto, ci vediamo ogni tanto, loro fanno più manifestazioni, io comunque vado ad alcune. Ho fatto questa decalcomania Giulia 60 perché 2 anni fa sono stato con questa macchina, io e mio fratello, siamo andati al Portello di Milano, dove c'è il Museo Storico Alfa Romeo e dove è stata costruita quest'auto, per partecipare alla manifestazione del 60°. C'erano tutte le Giulia d'Italia, quindi è stata una cosa molto molto bella. Ecco, adesso proprio mentre Paolo sta inquadrando l'abitacolo, e poi magari mostriamo questo simbolo, l'hai fatto quando? L'ho fatto io, l'ho disegnato io l'anno in cui siamo andati via, e l'ho applicato sulla macchina. Quindi Giulia, con il 60° con il logo Alfa Romeo. Ecco. Senti, l'ho chiesto anche a altri tuoi colleghi, ti piacerebbe avere un altro mezzo d'epoca o basta così? Secondo me questa è già più che abbastanza, non è che io diventerei matto poi ad avere. Certo che, diciamo, le Alfa Spider, come le prime che hai fatto vedere, sono molto belle, ecco, sono delle macchine un po' particolari, però è più un ricordo quasi interiore, no? Questa macchina che altro. Grazie De Simon. Andiamo da questo veicolo, vediamo se riusciamo ad avere il proprietario, visto che eccoci qui. Questo è il proprietario di questo veicolo, che è un Alfa 145 2000 di cilindrata, quadrifoglio verde. Beh, ma prova a narrarcela un po', prova a celebrarla. È timido, faccio io le veci. Allora, questa è una 145 quadrifoglio verde. Questa qua raccoglie una pesantissima eredità, criticata dai puristi, ma è quella di raccogliere l'eredità della mamma, la 33 quadrifoglio verde. Parliamo di una vettura particolare, nasce a metà negli anni 90, linea realizzata da Chris Bangle, che per chi sa è passato poi una certa BMW e ha disegnato veramente modelli che hanno avuto molto successo. 145 quadrifoglio verde, motorizzazione 2000 Twin Spark 16 valvole, quindi l'evoluzione del bialbero
Le caratteristiche tecniche sono diverse, sappiamo benissimo per chi ci ascolterà che andiamo a perdere l'accensione a spinta erogeno, qualche cavallo lo perdiamo, però guadagniamo affidabilità, manteniamo la doppia scintilla, Twin Spark per questo motivo qua, doppia scintilla che all'epoca era prerogativa solo di Porsche o Mercedes. Possiamo spiegare per i non Sì. addetti alla Twin Spark cosa vuol dire? Twin Spark tradotto sarebbe scintilla gemella, praticamente sul cielo del pistone sono presenti due candele, una nominale e un'altra più piccolina di dimensioni inferiori che va a far esplodere la parte di miscela incombusta per ottenere una combustione idealmente perfetta. Diciamo così, negli anni 90 soltanto i motori VTEC Honda avevano una potenza specifica superiore. L'Alfa Romeo con il Twin Spark 1600 per dire aveva 120 cavalli, l'Honda ne aveva 130, questo in virtù anche di questo sistema, anche con la presenza del variatore di fase che nasce come dispositivo anti-inquinante, quindi ci agganciamo al discorso green moderno, nasce come dispositivo anti-inquinante per il mercato americano, ma qui viene adottato per incrementare le prestazioni al di sopra di un determinato numero di giri motore. La motorizzazione 2000 Twin Spark è molto particolare perché presenta anche due controalberi di equilibratura per smorzare le vibrazioni e rendere il motore, in gergo si dice, più rotondo, più morbido, più armonioso. Ovviamente abbiamo un assetto ribassato, se non erro, di 20 mm, un kit estetico ad hoc, selleria con sedili recaro dedicata ed assieme alla sorella gemella 146 Ti rappresentava quello che era l'apice sportivo delle berline Fastback, cioè 2 volumi e mezzo dell'epoca. Praticamente Rodolfo Frausin è il Piero Angela delle Alfa Romeo, uno scienziato. Troppo buono. Troppo buono. E non direi troppo buono, direi. E questa bianca? Questa bianca è del nostro socio Mirko. Mirko di cognome? Valvason. E arrivi da? Porpetto. Allora, Mirko, questa quanti anni ha? Questa è un 2017. Non è vecchissima. Non è vecchissima, neanche nuova. A dire la verità è la macchina della moglie. Oggi sono dovuto venire su con la sua. Per provare io ho anche un 159 Station. E niente, una macchina che comunque usiamo tutti i giorni, abbiamo famiglia e tutto, quindi ci serve una macchina grande. Fermati un attimo perché penso che dobbiamo andare in pubblicità e poi ci vediamo qui con l'ultima parte, chiedo scusa. Il castello di Gemona ci guarda dall'alto su Piazza del Ferro che di fatto per qualche ora è stata tutta nostra grazie al comune di Gemona che ce l'ha concessa per la realizzazione di questa trasmissione. Parlavamo con Valvason, parliamo di questa auto che è di tua moglie. Ho preso questa auto io e mia moglie appunto perché ci serviva una macchina anche per tutti i giorni, un po' più piccolina, per le corse, insomma, lavoro, bambini, scuola. Niente Senti, di più. è casuale o sei un alfista convinto? Sono un alfista, questa ormai è anche la quarta Alfa che ormai ho comprato, ci piaceva, piace anche a mia moglie l'Alfa e quindi abbiamo deciso appunto di prendere un Giulietta un attimino un po' sportiva perché comunque questo è un 2000, 140 cavalli, un sprint, va. Ci piacciono le macchine comunque un attimino allegre, non la classica macchinina lenta, ecco, tutto lì. Pian piano ho tirato dentro anche lei con l'Alfa perché all'inizio ero solo io, poi ho iniziato a piacergli anche lei e insomma si è innamorata anche lei dell'Alfa. Senti, un'auto d'epoca, dovessi comprarla oggi? Un Alfa Sud, come Alfa mi piacerebbe un Alfa Sud, ce ne sono poche, è bella, la prima serie, caratteristiche insomma. Grazie mille. Prego. Grazie a Valvason, noi adesso ci spostiamo e andiamo verso quest'auto di colore rosso. Buonasera. Prova a dirci che macchina è. Questa qua è un Alfa Brera 2007, bellissima versione, disegnata da Giugiaro, ha avuto un ritorno nel 2003 quando è stata presentata al Salone, ha avuto un successo incredibile, infatti è stata eletta l'auto dell'anno e addirittura come proprio estetica, come linee, è una macchina che risulta praticamente intramontabile come proprio look. Infatti
mi è piaciuta proprio per questo, cioè solo a guardarla mi dà tutta una sensazione particolare, oltre che insomma guidarla. Comprata nuova? Allora, questa qua praticamente è la terza Alfa, anzi a dire la verità è la quarta, perché quando ero giovane negli anni 80-90 avevo l'Alfetta 2000, dopodiché non sono più stato un alfista, tra virgolette, perché ho preso tutte altre macchine, e nel 98 mia moglie ha preso la 145 gialla, perché le piaceva. Mio suocero ha preso la 156 e questa qua è stata una mia passione 2 anni fa, volevo proprio avere un'altra Alfa anch'io e mi piaceva tantissimo e quindi l'ho presa di seconda mano. L'ho pagata pochissimo perché questa macchina ha praticamente 18 anni e perciò sinceramente non per far vantarmi, ma insomma ci ho messo mano io per rimetterla in sesto. Come vedete i sedili dietro non ci sono ancora perché sto mettendo a posto il cielo e tutta la struttura per portarla diciamo alle sue bellezze originali, insomma, ecco. Quindi sono passioni. Ma in una settimana quante ore dedichi a quest'auto? Parecchie, diciamo così che io ho la possibilità di farlo, penso sicuramente mediamente più di 15 ore a settimana, quindi un grande lavoro. In strada ogni quanto esci? Allora, in questo periodo qua, io dico, l'ho presa da 1 anno e mezzo e quindi è stata molto ferma appunto perché è smontata completamente, rifatti particolari, quindi era praticamente non guidabile perché era senza paraurti, altrimenti il piacere di guida, adesso che ce l'ho messa a posto, tanto per dire, nelle 2 ultime settimane, io ogni 3-4 giorni un giretto lo faccio, proprio per il piacere di guida. Grazie mille. Piazza, facciamone ancora una e poi andiamo a mostrarvi l'ultimo veicolo. Cosa ci fai sentire? Un'altra polca di Pacai. Grazie caro Piazza e arriviamo al racconto dell'ultimo veicolo. Presidente o vicepresidente? Prima il vicepresidente. Che si chiama, presentamelo tu. David Molin, una colonna portante della nostra associazione, indubbiamente. David, e questa? Questa è l'ultima Alfa Romeo con la trazione giusta, perché appunto con la Giulia nel 2016 sono ritornati alla trazione posteriore. Questo è un 150 cavalli GTD, cambio automatico ZF 8 rapporti, che è lo stesso che accomuna anche i modelli BMW. La particolarità di questa vettura qui è il colore. Questo rosso Monza che è stato prodotto solo per i primi anni, quindi dal 2016 a metà 2018, poi sostituito col blu Misano e il verde Montreal. Per il resto è la mia macchina da tutti i giorni, mi trovo benissimo, comodissima per i viaggi. E infatti con questa macchina qui mi sono fatto tranquillamente da casa mia, quindi Campoformido, fin su in pista Zandvoort, passando per il Nürburgring, 2700 km andata e ritorno, come non farli. Senti, prestazioni, consumi?
Prestazioni, per avere 150 cavalli non è un'auto da sottovalutare, ha prestazioni superiori anche, come tenuta di strada, come tutte le Alfa Romeo d'altronde è una spada, e come consumi lì è soggettivo. Comunque mediamente parliamo di 19 km con un litro andando via in ciclo autostradale fino ad arrivare ai 20-23 in extraurbano, in modalità economica. Ovvio, se si gira il manettino in modalità dynamic, che questa vettura qui ha le tre funzioni, le funzioni di DNA, neutral, all weather e dynamic, allora lì i consumi ti scendono a 16-17, ma il divertimento è garantito. Senti, sotto l'albero di Natale che auto d'epoca ti piacerebbe trovare? Mi piacerebbe una Giulia 1300 Ti, sempre dello stesso colore come le facevano una volta, per fare l'accoppiata perfetta. Potresti chiedere al presidente, che è un facoltoso, te la compri? No, gliel'ho già detto, ma mi ha detto arrangiati. Non vuole fare il Babbo Natale? No, al vicepresidente a maggior ragione ha detto no, devi sudare. Capita, ma anche i suoi difetti. Grazie vicepresidente. E quindi ricordiamo l'associazione che è? Stile Alfa Romeo. Senti, per l'autunno avete qualcosa in serbo? Allora, per il tardo autunno, quasi in concomitanza con l'arrivo della stagione invernale, noi organizziamo la nostra manifestazione Cardine Principe, il Gran Galà di fine stagione, che è aperto a tutte le Alfa Romeo storiche, moderne, contemporanee. È un punto di incontro per tutti gli appassionati. Riusciamo in questi ultimi anni ad arrivare tranquillamente sugli 80-90 equipaggi, più volte abbiamo sfiorato anche il centinaio. È una 2 giorni dedicata completamente alla passione Alfa Romeo. Andiamo a valorizzare comunque il patrimonio turistico locale, enogastronomico, andiamo a valorizzare comunque il nostro territorio, quindi un'occasione anche per visitare questa splendida regione che è il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione. Quindi su queste parole direi, Piazza, vogliamo donare ancora un brano e poi salutiamo i nostri telespettatori. Grazie Dario. Vuoi salutare qualcuno in particolare? Tutte quelle che ti conoscono. Sì, e poi papà e mia mamma che sicuramente hanno piacere che sono qua. Ecco. Come si chiamano? Cesare e mia mamma Rosalba. Caneva di Tolmezzo. Caneva di Tolmezzo. Salutiamo ovviamente Luigino Squalizza e tutti gli amici della Fisarmonica, l'associazione regionale. Non mi resta che ringraziare Rodolfo Vrausin, il suo inseparabile vicepresidente, e quindi questa associazione che ha aderito e ha risposto sì al mio invito. Grazie ancora all'amministrazione comunale di Gemona. Qui fra qualche settimana avremo gli spazi occupati dalla consolidata, e non solo questi spazi, un po' tutto il centro storico di Gemona con la festa del formaggio, grazie al nostro Paolo Bassi, e vi ricordo che dalla prossima settimana parleremo della tradizione dei cesti, ma lo faremo dai nostri studi di Via Nazionale 120 a Tavagnaco. Insomma, torniamo al chiuso con l'arrivo dell'autunno, come vuole la nostra tradizione. Continuate a guardare il nostro canale, che io definisco sempre da 26 anni 2 volte numero 1, perché siamo sull'11. Grazie a tutti e buonanotte.